Soul Sister Chain. Vabbè, nel frattempo è arrivato Tony Etna con la sua telecamerina. Buongiorno, ben svegliato. Una vigliata sta camisa, Tony Etna. Tavola. C'è il più bottone tu della stanza dei bottoni praticamente. 12 e 21 minuti, siamo in perfetto orario. Tra un po' parleremo anche di un amico. Vuoi fare un altro film? Dai, per favore. Vuoi fare un altro film? Ma dico, quando stiamo in veranda, facciamo un altro invece film. di cazzeggiare con Tony Etna, non te li dico i titoli, lo devi indovinare. Ma dammi delle tracce. Ma quale tracce? Vabbè, allora, stai tu adesso la traccia. Allora, che gioco è? Scusa. Allora, voi segnatevi il numero 333 477 2239 e poi anche alla Catalla Official Fanpage. Siamo pronti? Vai. Piacere Giovanni, piacere Marco, piacere Ignazio e piacere Padre, Figlio e Spirito Santo. Hai indovinato? No. Ma come no? È facile, hai indovinato anche Tony Etna. Il paradiso all'improvviso, i 12 apostoli, Paradise, benvenuti in paradiso. Ma quando mai? Sei forse rimasta a quello dell'altro ieri. Mi sto spremendo le meningi 3 dell'Ave Maria. Invece ha indovinato Dori. Brava. Dori ha indovinato, brava. Ha indovinato anche Salvo dello showroom. Mauro G ha scritto: ti presento i miei sbagliando miseramente. Era il film, come ha indovinato anche Alfio Dagiarre, lo chiamavano Trinità. Piacere Giovanni, piacere Marco, piacere Enzo, piacere Padre, Figlio e Spirito Santo. Io naturalmente Trinità, no? l'ho indovinato immediatamente, soltanto che ho messo su sta scenetta che non era facile, dai. Sei arrivato? Semplicemente una gran torta a 7 veli enorme da parte di una nostra ospite di qualche giorno fa, ovvero l'avvocato Pilar Maria Dolores Castiglia, che è venuta qui a presentare un centro antiviolenza sulle donne, e per ringraziarci dell'ospitalità ha pensato di mandare questa torta da tutti gli amici di RSC. E vabbè. Senti, ma hai preparato un film tu? Sì, ce l'ho. Film, sono stato aiutato da Tony Etna, guarda, quindi insomma siamo a cavallo. Vado, in collaborazione con Tony Etna, il film di Fabio Formosa. Vai. Allora, di qua, prendiamo di qua a destra che non ciuscia, che caldo. Di qua, che non ciuscia. Di qua, a destra. No, qua no, che caldo. Di qua. Vediamo, prendi qua a sinistra. C'è la Warrior. C'è la Warrior. Stamene qua. In questa strada. Siamoci in questa strada che c'è una bella Warrior. Nell'altra strada no, in questa strada sì. Alessandro Rosina ha indovinato. Divento pazzo. In questa strada c'è un poco di Warrior, nell'altra strada no, quindi mettiamoci qua. In questa strada che c'è Warrior, no? Nelle altre c'è caldo. Invece in questa strada come vento di passione? Ma che scrivono vento di passione? No, ha indovinato invece anche Pippo 89, che lui sai che non sbaglia, no? Eccolo qua. E anche il nostro Alessandro Rosini. Vai. Lo facciamo un altro film, allora stai attento, Vado. Allora aspetta, sta tibia mi tocca, sto femore mi ha tornato. Senti, vuoi fare cancio con me? Ti rogno una scapola, marone una costola. Ti rogno una scapola, marone una costola. C'hai io a tibia, un femore, mare, mi manca costola. Hai 2 scapole, marone una costola. Ma hai 2 scapole. Vuoi fare cancio, ti rogno una scapola, marone una costola. No. No. Ma se ti dai il quinto metatarso, me lo dai la terza vertebra. No, la terza vertebra è peggio di pizza balla, no. Senti, ma se ti rogno il radio, ti do il radio, tu che sei uno che lavora a RSC, ti prendi il radio, che io ne ho 2, e a me mi dai il malleolo. No, ti posso ma tanto il malleolo è un osso inutile, malleolo no? No, ti posso dare Alessandrelli, no. Vabbè, avete capito qual è il film? Arrivano, Tony Etna, ti invito a inquadrare questa cosa, che non è motivo di vanto o altro, è più che altro per la gestione del software. No, ti voglio fare vedere l'orario, guarda. C'è il software, sì esatto, bravo. Vedi, stesso secondi differenti, però come vedi 13.00 e 22, 13.00 e 24, 13.00 e 24, cioè stesso secondo, stesso minuto, non male,
Vabbè, in ogni caso il film era Il collezionista di ossa. Bravi. Hanno indovinato Lucas, poi Giuseppe da LD Europa, e poi ancora Sono troppo bravo, Il collezionista di ossa, ma non si firma. Giacomo della Sitrans, Sebbi da Sant'Alfio. Oh, mare, sto papiro mi ammazzavo, mare. Assassino sul nido. Bello, questo è bello, mi piace. Mare, sto papiro mi ammazzavo, mare, mi ammazzavo. Oh, ma sapete che è successo a casa con l'Alberto? Grosso guai a Chinatown. Si spezzetta? Non lo so. Vabbè, siamo troppo pesi. Chinatown? E mi piace sull'Alla Catalla Official Fanpage sono tanti, ti dico subito quanti. Sono esattamente al momento, aspetta che aggiorno, che non si sa mai, 15.384 e oggi non ho messo annunci da nessuna parte. Ah, vai, signorozza, ma chi è periodo in Espoli? Si pigliassi Puma, no? Ah, vai, signorozza, ma che c'è che in Espoli? Non è periodo, se ne pare a mero luglio agosto. Perché non si piglia Puma, si pigliasse sta tabacchiere. Era Il tempo delle mele. Ma va? Con Sophie Marceau. Ma per davvero? Esatto. Sophie Marceau, le mele, Marceau. È chiaro? Oh Leo, devo lavorare, adesso sposti di ristoletto, che siamo usciti, Ottini, mi fai malusango a letto col nemico, Funge Scoccio e Enzo 79. Cioè, adesso gli ascoltatori si prodigano a trovare film da sottoporre a noi. Poi questo chi è? Orazio Luccamania. Dice, riguardo il discorso del taglio, puoi venire a tagliare i capelli, sei mio ospite, porta pure Fabio. No, non ci siamo Scusa, spiegati. ma chi mi avesse a tagliare adesso io c'ho Tonietta qua con la telecamera, cioè tu chi mi avesse muovo fotte risolve magari tu, non ci basta Piero Rattapotte, ci basta, no? Abbiamo la sigla, sei pronto? Vado? Vai con la sigla, Pippo. Ciao Baffio. Ciao Giuseppe, a domani. Radio Varacchi. Radio Varacchi, salutiamo Charles Angels. Nome in codice? Amici degli Angeli Custodi, Charles Angels. Manca a dirlo.